Dopo la denuncia per minacce e lesioni personali in concorso con un 27enne, per Baby Touché, il 3 per 21enne di Monselice, arrivano due DASPO di 3 anni ciascuno e un foglio di via di 4 anni dalla città della Rocca. A deciderli il questore di Padova, Marco Dorisio, dopo la violenta aggressione ai danni del titolare e di alcuni addetti della piscina di Monselice, avvenuto nel primo pomeriggio del 4 giugno scorso. Baby Touché era entrato nell'impianto con alcuni amici. Uno di loro si era rifiutato di pagare il lettino come prevede il regolamento. Da qui era nata un'aggressione ai danni di una giovane addetta, proseguita poi, nonostante l'arrivo dei carabinieri, nei confronti del titolare che era dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso. Un episodio violento a cui, nella notte fra venerdì e sabato, era seguito un tentativo di furto con danneggiamento nell'area del bar. Particolarmente duro il provvedimento adottato dal questore nei confronti del trapper e del 27enne che era con lui. Il DASPO Willy per 3 anni prevede il divieto d'accesso alle aree urbane e ai locali in tutta la provincia di Padova. Il DASPO fuori contesto, invece, prevede che per 3 anni ci sia il divieto di assistere e accedere a tutte le manifestazioni sportive nel territorio nazionale ed europeo. Ripristinare la legalità e soprattutto prevenire, quindi dare la tranquillità, la serenità a questi luoghi frequentati dalle persone, no? Quindi come può essere un bar, come può essere un locale di pubblico intrattenimento, vietando appunto l'accesso in questo caso per 3 anni, quindi una misura di prevenzione. A carico di Baby Touché, il questore ha anche firmato un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Monselice per 4 anni, misura che va ad aggiungersi ai fogli di via già emessi per i comuni di Padova, Ponte San Nicolò, Venezia e Vicenza. Tutti gli strumenti giuridici che l'ordinamento giuridico pone a disposizione in chiave di prevenzione li abbiamo adottati, ripeto, prevenzione da un lato, e questi sono provvedimenti dove si cerca in ogni caso così di rendere consapevole il giovane, il destinatario, la persona a cui viene notificato, renderli consapevole praticamente del disvalore sociale della propria condotta, cercando quantomeno di costruire un senso di responsabilizzazione affinché cessino da queste condotte violente e pericolose.